Vedere. Nuovo colpo di scena nel braccio di ferro sul prestito al Louvre dell'uomo vitruviano di Leonardo. Il TAR del Veneto ha respinto il ricorso e l'opera potrà lasciare Venezia. Omertà tra gli imprenditori ed il coinvolgimento di un notaio sono i nuovi preoccupanti elementi segnalati dal procuratore di Venezia dopo una nuova indagine sulle infiltrazioni dell''ndrangheta in Veneto. Un appello agli imprenditori arriva anche dal presidente di Confindustria Venezia Marinese: non cadete in questa trappola, venite prima da noi. Per la maggiore 6 ore di trattativa, poi i carabinieri sono riusciti a portare fuori dal bagno in cui si era rinchiuso un ventenne fuggito dal centro di salute mentale. Traffico e smog continuano ad essere tra i problemi che preoccupano di più a Mestre. Oggi un flash mob di residenti in via Carossa. Riaperti al pubblico dopo un periodo di restauro i giardini di Cabembo, 3.000 metri quadri di verde nel cuore di Venezia tra l'Accademia e le Zattere. Sport basket, altra grande vittoria dell'Umana Reyer anche in Europa. I ragazzi di coach del Raffaele hanno battuto il Tofas Bursa 76-75. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Nuovo colpo di scena nel braccio di ferro sul prestito al Louvre dell'uomo vitruviano di Leonardo. Il TAR del Veneto ha infatti respinto il ricorso di Italia Nostra e l'opera quindi lascerà Venezia per andare a Parigi. L'incertezza sulla trasferta francese dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci è finita. Il disegno, tra i più famosi della storia dell'arte, potrà lasciare le gallerie dell'Accademia di Venezia alla volta di Parigi per essere esposto in una mostra allestita al Museo del Louvre nel 500° della morte del suo illustre autore. La seconda sezione del Tribunale amministrativo del Veneto ha respinto il ricorso di Italia Nostra contro il prestito alla Francia delle opere di Leonardo. Sull'opportunità di muovere la celebre rappresentazione delle proporzioni reali del corpo umano, un fragile disegno a penna e inchiostro su carta datato fine 400, si era aperto un vivace dibattito, anche polemico, che sicuramente non terminerà qui. Intanto però il TAR ha deciso, specificando tra l'altro che il carattere identitario dell'uomo vitruviano nell'elenco delle gallerie dell'Accademia non è assoluto e non esclude tassativamente l'opera dal prestito, ma soprattutto il Tribunale amministrativo ha risposto all'allarme circa le conseguenze di muovere un'opera talmente delicata da poter essere esposta solo per 3 mesi ogni 5 anni, 3 mesi che tra l'altro si erano conclusi da poco alle gallerie dell'Accademia. Problemi, secondo il TAR, risolvibili con precise cautele sulla movimentazione, sulla riduzione del numero di giorni di esposizione e con condizioni di illuminamento limitati a 25 lux. Certo, secondo i giudici, l'esposizione a Parigi potrà eventualmente comportare, per rispettare gli standard di tempo in cui l'opera può essere esposta, la sottrazione alla visione del pubblico della medesima per un periodo prolungato, per consentirne il riposo al buio. Omertà tra gli imprenditori e coinvolgimento di un notaio sono i nuovi preoccupanti elementi segnalati dal procuratore di Venezia dopo una nuova indagine sulle infiltrazioni dell''ndrangheta in Veneto. Nuovi sviluppi a qualche mese di distanza dall'operazione Camaleonte, che ha portato lo scorso marzo all'arresto di 33 persone coinvolte in un ampio giro 'ndranghetista di usura ed estorsioni in varie province del Veneto. I carabinieri del nucleo investigativo di Padova e i finanzieri di Mirano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un calabrese già ai domiciliari dopo la precedente inchiesta, accusato di estorsione aggravata dal metodo mafioso. 4 le persone indagate, tra cui un notaio padovano accusato di concorso in estorsione. È un dato che ci ha un po' preoccupato e ci preoccupa perché è la prima volta che nelle nostre indagini emerge un pubblico ufficiale con delle caratteristiche particolari come un notaio, quindi è chiaro che gran parte delle transazioni passano attraverso i professionisti, passano attraverso anche i notai. È la prima volta, non avevamo mai avuto elementi per indagare un notaio e questo è un dato che va sottolineato proprio per la pericolosità
e per la capacità di penetrazione che ormai ha la criminalità organizzata in Veneto. Questo non è l'unico aspetto preoccupante rilevato dal procuratore. Finora le inchieste che abbiamo svolto sono svolte anche con il diretto coinvolgimento probatorio, nel senso che hanno collaborato degli imprenditori. In questo caso pericolosamente abbiamo notato invece un sistema omertoso un po' troppo diffuso in relazione ai fatti che sono emersi e quindi un pericolo che è giusto segnalare da subito di paura, di non partecipazione, di non completa fiducia forse nell'istituzione dello Stato, sul quale però è necessario assolutamente fare chiarezza, come stiamo cercando di fare. 11 gli imprenditori vittime, soprattutto i più piccoli, e questa scarsa collaborazione ha reso alcuni di loro oggetto di perquisizioni necessarie per acquisire materiale probatorio, che non hanno fornito durante gli interrogatori da parte degli investigatori che hanno operato tra le province di Venezia, Treviso, Vicenza, Padova e Rovigo. È necessario che gli imprenditori abbiano fiducia nell'istituzione dello Stato e non pensino di poter gestire in maniera autonoma, come singoli soggetti, i rapporti con la criminalità organizzata. Non è così. Ed un appello agli imprenditori arriva anche dal presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, che dice: non cadete in questa trappola, venite prima da noi. Sentiamo. Un fenomeno abbastanza differenziato e radicato, e perciò ci deve preoccupare e deve mettere in condizione noi imprenditori di analizzare tutte le cause prima e le altre soluzioni, prima di intraprendere una strada che è un vicolo cieco. Cioè oggi la strada di rivolgersi a entità camorristiche oppure delinquenziali per risolvere i problemi dell'azienda è una strada che non solo è difficile da percorrere, ma dall'altra parte ti porta al fallimento e ti porta alla chiusura intima di ogni forma di tranquillità. Anche il presidente di Confindustria Venezia esprime la sua preoccupazione alla luce di quanto emerso dall'ultima indagine sulle infiltrazioni mafiose in Veneto e soprattutto dall'allarme lanciato dal procuratore Cherchi sull'omertà degli imprenditori. Chi è vittima di questi fenomeni, che io definisco e ho definito e continuo a definire, sono il cancro, e ha ragione il procuratore Cherchi. Bisogna avere il coraggio che una volta che si è commesso un errore grave, ed è un errore che è un errore senza ritorno, andare in procura e dire la verità, perché ci si salva personalmente, ma soprattutto si salvano tanti altri colleghi e tante altre persone. Noi lo dobbiamo, questo marciume lo dobbiamo sradicare alla radice e dobbiamo fare di tutto per evitare che si radichi, ed è già radicato. Non abbiate paura, non dobbiamo avere paura. La paura più grande la dobbiamo soltanto avere nei confronti della nostra famiglia. Lo dovete sapere in maniera chiara. Nel momento in cui si inizia a interloquire con queste persone, la tranquillità familiare sparisce ed è inaccettabile, e noi abbiamo il dovere di esservi accanto. Perciò venite da noi prima, andate in procura dopo o durante, ma evitate di essere omertosi, perché l'omertà vi ucciderà. Ennesimo incidente stradale sulle strade della provincia di Venezia, è accaduto all'alba a Portogruaro, a perdere la vita un 39enne residente in provincia di Udine. Ha perso il controllo dell'automobile mentre percorreva la Iesolana, andando a sbattere contro un platano. Uno schianto terribile che non gli ha lasciato scampo. Stefano Vignotto, 39enne residente alla Tisana, in provincia di Udine, è deceduto sul colpo. Sulla dinamica dell'incidente stanno ora cercando di fare luce i carabinieri di Portogruaro. Erano circa le 23:30. L'auto si trovava all'altezza di una curva tra gli abitati delle frazioni di Sindacale e Lugugnana. Sull'area, battuta da un violento scirocco, si stava rovesciando anche un violento acquazzone. Particolarmente impegnativo il lavoro dei vigili del fuoco per liberare il corpo dell'automobilista rimasto imprigionato tra le lamiere. Nonostante i soccorsi, il personale medico del SUEM non ha potuto che dichiararne il decesso. I carabinieri hanno deviato il traffico per eseguire i rilievi dell'incidente. Le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse attorno alle 3 di notte.
Una trattativa durata 6 ore, poi i carabinieri sono riusciti a portare fuori dal bagno in cui si era rinchiuso un 20enne fuggito dal centro di salute mentale, accaduto a Pramaggiore. Un 20enne è fuggito dal centro di salute mentale dove era in attesa di essere sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio e si è barricato nel bagno di casa a Belfiore di Pramaggiore. Solo dopo una trattativa di alcune ore i carabinieri di Portogruaro sono riusciti a entrare e calmarlo, impedendo che potesse compiere atti autolesionistici. Quando è fuggito il ragazzo portava con sé uno zaino, motivo per cui i carabinieri non hanno potuto escludere che fosse in possesso di armi o oggetti potenzialmente pericolosi per se stesso. A quel punto è scattato il protocollo. Prima hanno evacuato la villetta di proprietà della famiglia del ragazzo, all'interno della quale si trovava anche il fratello. Poi hanno staccato la corrente elettrica e l'erogazione del gas. A quel punto è intervenuto il negoziatore del nucleo investigativo di Mestre e per sicurezza sono stati allertati anche i vigili del fuoco e il personale del 118. Poi è iniziata la trattativa, un colloquio di 6 ore. Quando era chiaro che il 20enne non sarebbe uscito, in accordo con l'autorità giudiziaria, i militari hanno fatto irruzione, colpendo la porta con l'ariete. Sorpreso dalla rapidità dell'azione, il 20enne è stato incapace di reagire e immobilizzato dai militari. Poi è stato portato fuori e affidato ai sanitari. E torniamo a parlare del referendum per la separazione di Venezia e Mestre. Tra le numerose personalità convinte della necessità di realizzare 2 comuni separati, anche il filosofo Stefano Zecchi, che lancia anche una frecciata al sindaco Brugnaro. Sentiamo. Mestre poteva diventare la City di Venezia, un grande centro direzionale, grattacieli, sedi di importanti holding. Questo doveva diventare Mestre. E Venezia doveva diventare una città che ha una enorme potenzialità culturale, enorme, con un indotto evidentemente funzionale a questo tipo di vocazione, di turismo che venga amministrato. Sembra il libro dei sogni ed è invece per Stefano Zecchi, filosofo, scrittore, giornalista veneziano e non solo per lui, la storia di un'occasione mancata o di una serie di occasioni mancate, quella percorsa da quasi un secolo dal grande comune di Laguna e di Terraferma, così come era stato pensato a metà degli anni '20. Ma per Zecchi rimangono ancora enormi le potenzialità di sviluppo di Venezia e di Mestre se con il referendum del 1° dicembre si tornasse ad avere 2 comuni separati. Diversi mestrini o veneziani sono spaventati dall'ipotesi che dividendosi Venezia e Mestre contino di meno. No, non possono contare di meno rispetto a quello che sono oggi, anzi, io sono convinto che un'autonomia porti a come si potrebbe dire, uno shock amministrativo, cioè ripensare l'amministrazione di queste 2 città attraverso una valorizzazione delle loro energie. Per un veneziano doc è difficile riconoscere la propria città in ciò che è diventata oggi e tra le delusioni di questo ultimo periodo per Stefano Zecchi se ne è aggiunta un'altra, politica. Molti di noi ne abbiamo aiutato in modi diversi il sindaco Luigi Brugnaro ad essere eletto e contavamo molto su di lui per rompere una cristallizzazione di establishment che durava da più di 30 anni. Era stato eletto con questa speranza di rinnovamento, di cambiamento amministrativo. Molti di noi non gli daranno il voto. Allora ecco, il conticino presto fatto è che lui non viene eletto. Perché se la sinistra riesce a non farsi del male, è molto brava a farsi del male, ma se non riesce a farsi del male, cioè a individuare un candidato riformista, vince, stravince. Traffico e smog continuano ad essere tra i problemi che preoccupano maggiormente i mestrini. Oggi un flash mob di residenti in via Carossa. L'inquinamento è un problema globale che si risolve anche affrontandolo a livello locale. Si muove da questo principio l'attività contro lo smog di Quartieri in Movimento, realtà che riunisce vari comitati di residenti a Mestre, promotore di un flash mob, tutti muniti di mascherine in via Carossa. Siamo venuti in questo luogo che è l'incrocio tra via Colombo, via Carossa, via Bissola, via Caneve,
per mettere a fuoco come il traffico sia intensissimo in questo incrocio dopo la chiusura avvenuta un paio di anni fa della ZTL di Via Colombo. La chiusura della ZTL in Via Colombo ha aumentato in modo esponenziale il traffico qui, non solo, ma cosa più grave, ha reso l'aria irrespirabile, tra l'altro, cosa più grave, rallenta il tram. L'inquinamento da automobili si combatte anche aumentando i servizi pubblici, ma se questi finiscono a loro volta imbottigliati nel traffico, diventano meno efficienti e perdono attrattività. Così come tra le tante cause di chiusura dei negozi in zona c'è anche quello di una congestione viaria che non invita certo a farsi una passeggiata per le vetrine. Traffico e smog preoccupano anche a Zelarino e Trivignano. Ci sono veramente tantissimi veicoli che passano costantemente, quindi l'aria è sempre meno respirabile. Sul fronte dei mezzi pubblici, per esempio, è ben servita Zelarino, cioè prendere l'autobus può essere un'alternativa valida? Sicuramente sì, ovviamente per pigrizia o semplicemente per il lavoro si usa sempre di più l'automobile. Il problema è che sì, i mezzi pubblici vengono anche utilizzati ma soprattutto da giovani più che da adulti. Purtroppo queste amministrazioni non stanno dando le risposte che i cittadini si stanno attivando ed è per quello che siamo costretti ad arrivare a queste iniziative, perché noi abbiamo idee, abbiamo proposte, abbiamo chiesto, abbiamo protocollato, facciamo tutto e di più come cittadini, ma le risposte dalle amministrazioni non ci sono. La pubblicità, ora linea alla regia, restate con noi. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Riaprono al pubblico dopo un periodo di restauro i giardini di Cabembo, 3.000 metri quadrati di verde nel cuore di Venezia, tra l'Accademia e le Zattere. Chi non la conosce bene forse non lo direbbe mai, ma Venezia è una città piena di giardini, pubblici e privati, a volte aperti a tutti, a volte ad esclusivo beneficio di chi ha la fortuna di averli, a volte che tornano a far parte del patrimonio cittadino dopo un periodo di inaccessibilità, come nel caso del giardino di Cabembo ad Orsoduro, una delle sedi storiche dell'Università Ca' Foscari, riaperto al termine di un accurato restauro. Uno spazio che abbiamo custodito questi anni e abbiamo colloquiato con tutte le parti in causa, la scuola, il comune, e finalmente dopo un processo abbastanza lungo siamo in grado di ridarlo all'uso che merita, che è per i bambini quando nelle ore della ricreazione, e ai cittadini, tutti quelli che vorranno venire a fruire di questo spazio che è veramente una meraviglia. Questi quasi 3.000 metri quadrati di verde tra le Zattere e l'Accademia saranno aperti in questo primo periodo da novembre a febbraio dalle 8 alle 17:30 con una pausa da mezzogiorno e un quarto alle 3 per la ricreazione degli alunni della scuola primaria statale Regnier Michiel. Sono stati necessari anche dei lavori di bonifica, per quale motivo? Cosa si è trovato? Sì, tutto è cominciato da lì e la bonifica era necessaria perché è stato rilevato un grado di presenza di diossine più alto di quello tollerabile, in realtà non era così critico, però era superiore alle soglie, per cui era un intervento dovuto. Abbiamo tolto 40 cm di terra e l'abbiamo ricollocata altrove e portata dall'altra. C'è stato tutto il tema anche della preservazione degli alberi, delle piante, che ha reso l'intervento un po' più complesso, ma alla fine tutto si è svolto nel migliore dei modi. Tra gli alberi di maggior pregio del giardino, tutelato quale bene vincolato dalla soprintendenza, si segnalano i Celtis australis, Taxus baccata, Laurus nobili e Wisteria sunesi, che si arrampica fino alla sommità dell'edificio. E siamo ora alla pagina dello sport, basket, altra grande vittoria dell'Umana Reyer anche in Europa. Dopo il ritorno alla vittoria in campionato, l'Umana Reyer si conferma anche in Europa con il primo successo sul parquet del Palasport Aliercio contro i turchi per un risultato finale di 76-65, una vittoria di cui la squadra aveva estremamente bisogno. È una vittoria molto importante perché venivamo da due sconfitte un po' diverse in Coppa, una buonissima partita con Partizan e una partita buona a tratti in Russia. Stasera abbiamo avuto invece molta continuità in difesa, credo che sia stata ancora una volta la consistenza difensiva a fare la differenza, così come era successo domenica, ma come sta succedendo ormai da un po' di
di partite deve essere sempre il nostro marchio di fabbrica. Sotto questo aspetto ho avuto qualcosa da tutti, da chiunque è andato in campo. Credo che la chiave sia stata limitare assolutamente i giocatori più importanti come Lioieschi, Meia, Filip, che fino adesso avevano segnato molto, lasciando naturalmente per forza un po' più spazio dentro l'area dove sapevamo di poter contare su 3 numeri 5. Era questo l'ultimo servizio. Vi ricordo prima di salutarci la nostra rubrica, lo dico ad antenna per tutte le segnalazioni di voi telespettatori che ci seguite, i contatti li vedete in sovraimpressione, redazione @antena3.it per le mail, 042202309898 per lasciare un messaggio alla nostra segreteria telefonica, 351 1755 340 invece per i vostri messaggi, SMS o WhatsApp. Tra poco, subito dopo i telegiornali, torna come ogni sera 20:10, parleremo di furti con Cristian Demma dell'associazione Furti in Corso. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, come sempre al termine ci salutiamo dando uno sguardo al meteo. Arrivederci. Ben trovati al meteo. Giornata stabile, per lo più soleggiata sul nostro territorio, pressione dunque ancora in temporaneo aumento. Vediamo il dettaglio di giovedì 17 ottobre. Sul Veneto al mattino ancora qualche foschia o nebbia sulle pianure, specie su quelle occidentali. Sarà più soleggiato ovunque, salvo per addensamenti sui settori alpini, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 9 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 19 e 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo locali nebbie sulle vallate alpine al mattino, ma in rapido dissolvimento, più sole invece altrove. Temperature invariate, minime tra 11 e 16 gradi, massime comprese tra i 19 e i 20 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole su tutti i settori, il cielo si presenterà sereno, al massimo poco nuvoloso ovunque. Temperature minime sugli 11 gradi, massime sui 20 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.